Va bene il vino buono, ma il vino etico ha un sapore tutto diverso. L'imperativo ambientale chiede risposte urgenti e il Salotto internazionale di Vinitaly non si tira indietro. Tanti gli incontri e focus sul tema che hanno scelto il suolo della Kermesse per aprire dibattiti e proporre soluzioni. Per non lasciare solo nell'aria i buoni propositi, proprio oggi Vinitaly, Confagricoltura e il Centro di ricerca per la viticoltura e l'enologia hanno firmato una convenzione per un progetto che punta a ridurre i trattamenti delle aziende di prosecco fino al 70%. L'obiettivo del programma, Vero Unicum Veneto, è creare delle varietà di glera resistente per ridurre sì le perdite produttive, ma soprattutto per produrre un prosecco sostenibile in tutto e per tutto. A presentare l'idea durante una tavola rotonda anche il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi. Una delle maggiori avversità alla nostra coltivazione sono alcune malattie fungine come la peronospora e l'oidio. Lo studio è nel ricercare delle varietà di glera che siano resistenti a queste malattie, per cui non vi è più la necessità di irrorare, per cui risolvere il problema a monte e non a valle. Intanto l'elenco di buoni esempi regionali è piuttosto denso, come il Consorzio Vini Valpolicella con il nuovo marchio di certificazione ambientale Riduci, Risparmia e Rispetta, ma insegna anche il protocollo viticolo del Consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene, in provincia di Treviso, che in tempi non sospetti, ovvero prima della normativa UE in materia, era stato apripista nella gestione sempre più sostenibile del vigneto. Sviluppare tecniche attente alla tutela degli ecosistemi in fondo conviene, lo chiedono i cittadini e i consumatori, una leva anche etica per sedurre al meglio i mercati esteri.